Buongiorno a tutti ragazzi e buona domenica. Ieri sera c'è stata una scossa di terremoto di 4.3 nel Salernitano, esattamente a Ordia. Ordia più o meno ragazzi si trova nel lato interno però, quindi in effetti non ci sono danni a persone o cose, anche perché diciamo è stato molto profondo, quindi in effetti è avvenuto alle ore 21:55 ed era molto profondo, perciò non si è sentito. In effetti 325 km, quindi qualcuno l'ha sentito, qualcuno no, proprio qualcuno davvero sensibile, ma solo diciamo dove è stato l'epicentro. In effetti la scossa 4.3 è abbastanza, diciamo, non dico forte, non dico, però una mezza bella scossa c'è stata, diciamo. E i fuochi purtroppo ragazzi, si era fatto tardi, non stavano cercando di farli, quindi ci stava un traffico che faceva davvero paura. Siamo dovuti tornare indietro perché faceva davvero freddo. Siamo scesi tutti a mezze maniche, quindi non abbiamo. Arriva ora. Renzo Arbore cantava, cantava, cantava. E c'è stato proprio un casino di persone, ragazzi. Ci stavano fiumi di persone, una cosa esagerata. Io poi dopo, più tardi, metto il video di quello che stava a Salerno. Dopo devo guardare, Franci. Metto il video di quello che stava a Salerno senza la musica di Arbore, quindi ci metterò una musica di YouTube giusto per farvi vedere che cosa ci stava a Salerno. Proprio non si capiva niente. Sono sceso qui a casa alle 9, ho trovato parcheggio alle 11. Cioè una cosa assurda quasi. Cioè 2 ore per trovare parcheggio. Proprio una cosa assurda ragazzi, guarda. Secondo me mi sono fatto il calendario, ma mi sono fatto nella macchina. No, no, volevo farlo, ti giuro, ma davvero si era fatto troppo tardi. Mia mamma stava vestita leggera. Allora, purtroppo ho detto, vabbè, andiamocene, non fa nulla. Tanto a finale sempre gli stessi fuochi sono, quindi non era quello, era per fare la diretta più che altro. Abbiamo mangiato la pizza, siamo andati lì, però il parcheggio era troppo esagerato, ci stavano milioni e milioni di persone. No, no, non mi sono perso nella pizza. Franci faceva davvero freddo ieri sera. Tutti quanti avevano portato, sai, tipo i giubbini. Io no, stavo a mezze maniche, mamma pure, pure i miei fratelli e tutto, anche mio fratello con i gemelli a finale, un casino davvero. Quindi in effetti faceva davvero, non ne faceva freddo, era il vento che. No, 2 ore per arrivare, per fare 4 km. Dopo faccio. Ma no, non si tratta di fare il ragazzo, Francesco. Non pensavo che facesse così freddo proprio. Stava un vento proprio esagerato. Secondo me, se non cadiamo malati sto giro, secondo me siamo immuni. No, no, ma la cosa pazzesca, Francesco, è proprio il traffico. Proprio avevano bloccato tutte le strade, poi. Tutto il lato, diciamo, destro del lungomare era inaccessibile. Ciao, avvocato. Io ho mandato un video ad Avvocatella, lo sa Avvocatella che quante persone ci stavano, l'ho fatta vedere a lei, era pieno come un uovo di Pasqua, ma davvero una cosa pazzesca, a un certo punto faceva troppo freddo e siamo scappati al finale. Poi calcola che l'auto, sì, dopo l'auto ti dico io stava più o meno a 2 chilometri dalla Concordia, diciamo, quindi dopo abbiamo fatto un bel tragitto a piedi, quindi già immagina mia mamma c'ha 65 anni, quindi farla camminare pure tanto, pure un casino, capisci?
Per noi giovani vabbè, non fa nulla. Ma l'auto l'abbiamo parcheggiata davvero lontano. Tipo dal centro dove stava Enzo Albert, più o meno 2 chilometri. Ma una cosa pazzesca, era un mare, Franci. Dopo faccio vedere il video, però senza la musica. Ma ci stava proprio un mare di gente, proprio una cosa pazzesca proprio. Ma io quello nella macchina, secondo me lì dovevo fare il video. No, Franci, io il video lo dovevo fare nell'auto, il mio video però. Mi sono fatto tutto il calendario, ti giuro. Ho incominciato davvero ad andare di matto nell'auto. Ho detto io perché devo venire, ma chi me lo fa fare? Sti cafoni che arrivano da tutte parti, già cominciato a fare, ma che cazzo tutto quanto dice che stanno senza soldi, stanno tutto quanto qua. Francesco, quello è il video che dovevo fare secondo me. Mi dovevano riprendere a me nell'auto mentre me la prendevo con il mondo, diciamo. Mi sono fatto quasi tutto il calendario, credo, guarda. Una cosa pazzesca proprio. Pullman che arrivavano da Caserta, a Roma. E ho detto, ma... Francesco, hai visto mai quel video del nonno che accompagna la nipote a Napoli, a Piazza Garibaldi? Che sbrocca di brutto, uguale, tale e quale. Secondo me devo fare il video su di me prima di scendere. E così, tale e quale, Francesco, l'ho fatto uguale, ho fatto. Proprio sono andato proprio fuori di testa proprio. Mi sono fatto quasi. Ma non si camminava, Francesco, un metro, gitta la nemica B e c'è gitta che un metro annanzi, ehi. E poi i motorini che si buttavano in avanti, e quello che incominciava, quello che passava col semaforo rosso, e quello che suonava dietro. Immagina che stava uno che mi suonava dietro, Francesco, ma che già faccio tu? Agio su un la macchina e giritti, che già faccio? Ci sai in da macchina e giritti. Fammi capire voi che già là. E quello suonava, Francesco, ho detto, ma io non posso, non posso volare. Non tengo l'elicottero, tengo la macchina. No, no, ti dico una cosa allucinante per arrivarci. Che poi suonavano da dietro. Ho detto, ma guarda che sto traffico. Non è che io posso zumbare in macchina. Sì, sì, una cosa pazzesca, Francesco, no, no. A Salerno a San Matteo si deve scendere con l'elicottero, a Giritto. Gli dico, guarda San Matteo. A me scende con l'elicottero personale a Giritto. C'ho l'aereo, c'ho. No, no, è una cosa pazzesca. Io ti video senza la canzone di Arbore. Ti faccio vedere quante persone ci sono. Mo' Avvocatella gliel'ho mandato ieri sera, proprio quando l'ho fatto. Stefano Ciuma, Francino Ciuma. Proprio un ciumi di gente, ma è una cosa esagerata proprio. Poi per pigliare la pizza, mamma, una di 3 ore là dentro morto. Uno che stava vicino a come si chiama, quelle casse mo che stanno touch screen. E dice no frate, tu devi imparare però ci giri, te non puoi stare 3 ore a cercare, e poi dice tu devi imparare un po', che ci te 10 persone, non potevi aspettare tutta la serata. No, ti dico Francia, è proprio tutta serata, ti giuro. Uno non è che non ha pazienza, ma quella alla cassa stava cosa come? Dove stavano le pizze era vuoto, quello che dovevano pagare era pieno. No, non mi piace il traffico, no, 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 perché non è che... eh, però quando vedo persone che, come dice Francesco, incapaci, non ce la faccio. È più forte di me, quella alla cassa, no? E quello era il padrone pure, era. Ti giuro, se non lo sai usare, no, sto coso, non ti ci mettere. Perché uno che quello è touch screen, quello è rapido, quello basta che tu esci lo sconto che non glielo dai. Quello faceva 2 pizze, 2 raggiri, 2 canzoni e quello incominciava a vedere a uno, col dito camminava, camminava. Cioè uno che usa quel coso tutti i giorni, già sa dove mettere il dito. E quindi abbiamo fatto solo per fare una fila, solo per pagare 3 ore. Quando sono andato vicino alla pizzeria, no, sì, la pazienza non è creatura, Francesco, che sta cercando? No, no, io sono, allora, guarda, io ho girato la Finlandia e ho fatto
i chilometri che ho fatto io in tutta l'Europa sono pazzeschi. Cioè, posso garantirti che l'ultima volta che ho visto i contachilometri del mio camion avevo fatto tipo, ti faccio un esempio, 300.000 chilometri. Tanto per dirti, quelli là che mi ricordo, figurati quelli che non mi ricordo. Però in Finlandia, in Germania, si cammina. Qua 4 km mi fanno scolerare a me, capisci? Tu ti rendi conto, io faccio migliaia di chilometri e non vado tranquillo. Faccio Salerno 4 km, mi fanno scolerare. Posta il gippone grande? Sì, sì, l'ho fatto per lavoro, se posso fare a meno di guidare è meglio. Ma io ti dico una cosa, no, uno con un gippone, no? Un X3, molto grande, no? Quello là grande. Lo volevo parcheggiare in un posto dove entravano 500, di chi no? Ma poveri che non ci trasa là dentro, ma ci vuole l'arti scienza a capire che non ci trasa la macchina là. Cioè, vuoi capire che l'auto lì non entrava di nessuna maniera, neanche se la alzavi e la mettevi così dritta, ci entrava, no. E allora si blocca il traffico. Poi sta quell'altro che cerca di fare lo stesso. Uno voleva mettere che gli era la macchina giocattolo, la Smart, in un posto di un motorino. Neanche di Swinge ci entrava. Allora tu prendi uno, prendi un altro, si fa un traffico esagerato, i vigili che incominciano a fischiare e a chiudere le strade, quindi è stato proprio un casino esagerato. Che cosa? E purtroppo il dialetto è la mia lingua, quindi diciamo è così. Perché non si può, in effetti chi sto qua cerca di mettere la macchina, no? E ci ma l'animichi da biecchi, ma come ce la vuoi mettere? E ti ma mi facci pazzo, ok? C'ha ti dritto, se tu pigli l'auto, e la metti dritta, non ci trasa. E vedi tutto quanto, tutti questi signori, tutti, vedi, tutti giacca e cravatta. Noi ragazzo qua, ieri ne ho fatte tante che non mi ricordo più, non so quante, quindi ieri è stata proprio una serataccia in effetti. Ieri proprio ho sclerato di brutto, mai più ci scendo a San Matteo. Oppure a San Matteo devo fare una cosa solo, quello ho promesso l'anno prossimo. Scendo la mattina, parcheggio l'auto, la sera alle 8 scendiamo col bus e ci ritiriamo con l'auto. Questa è l'unica soluzione. La mattina vai a mettere l'auto a parcheggiare, te ne sali a casa e poi scendi con l'auto. Ieri per scendere a Salerno un casino, Letizia, 4 km in inverno. Proprio c'è Steven, una cosa pazzesca, Steven. Stava uno che mi suonava da dietro, ma stamma a sedere, ma che già fate? Penso che gli vola con la macchina. Stava una coda esagerata, ci vedi che io la macchina non tengo l'elicottero, tengo la macchina. E quello suonava. È proprio una cosa pazzesca, guarda. Allora ti dico una cosa, i motorini, mo vedi come sono piccolini i motorini, stavano nel traffico. Mo avevano parecchi, avevano, sì, sì, avevano il motorino, avevano, ragazzi, stavano bloccati come noi. Cioè, ci ti avvia l'elicottero per venire a salire, fratello, non può camminare così. Che oggi è come siete a sclerare, Francesco, ma tutto sti cafuno, ma non venuto. Ma non siamo tante persone a salire nei giritti, ma non vedono. Pullman di Caserta, Pullman Roma, Toscana. Stavano poi, io ho visto le, capì, camminavano insieme a noi nel traffico questi pullman. Diciamo proprio una cosa pazzesca, esagerata. No, no, mai più, ma mamma mia, no. L'unica volta, allora, devo parcheggiare la mattina, salire con l'autobus, poi la sera riscendo e poi
Letizia, hai visto quel vecchietto con la nipote che sclera nel traffico a Napoli su YouTube? Io sono andato oltre. Ma no, no, ho girato Salerno secondo me 100 volte, secondo me 100 volte ho girato. Poi ci siamo fermati, poi siamo andati a Pastena, da Pastena siamo andati a Mercatello, da Mercatello siamo ritornati indietro. Poi fortuna mia ho trovato il posto in una pompa di benzina. Ho visto che uno stava uscendo e Gittuillo costava fermo e ci abbiamo trovato un posto. Ci siamo fermati a Pastena in una pompa di benzina, l'ho rimasta lì e siamo andati a piedi. Il parcheggio quello là grande era completo, quello là alla Concordia, completo. Tutti i parcheggi a pagamento, tutti completi, erano tutti completi. Quindi non è che dice vabbè ma tu non volevi pagare, no no, giusto stava posto. No, è pazzesco, è pazzesco. Te l'ho detto, il ragazzo che stava, quel signore dietro che suonava, suonava, e dice ma ti sta pensando che tenga l'elicottero, cazzo con balati. E dice tu, ma andiamo a farci i pazzi, e tu, ma suoni, ma dammi io, ci detto. Hai sa ma che ne vuole tu allora? No, le tipo, guarda, qua è proprio esagerato. I motoristi stavano a fianco a me, vicino a me, ci toccare di me, dritto, vedi? E ci mettiamo la furnacella, lo stiamo chiuso la sicchia e mangiamo qua. Che poi hanno bloccato la strada a San Matteo, la festa patronale ci sta. Era proprio la, capito? Io voglio capire una cosa, no? Io faccio un esempio, ragazzi, no per qualche cosa, no? Faccio l'esempio, no? Ora è stato San Gennaro, no? Io sono andato a Napoli a vedere San Gennaro, ma no con rispetto di San Gennaro, no? Però dico che vado a fare? Io sto normalmente a Napoli per vedere San Gennaro, non ci vado, oppure che ne so, un altro San Gerardo, che diciamo sta più giù, diciamo, più o meno dalle parti di San Gregorio Magno, ma non ci vado, diciamo vado a San Gerardo, non ci vado, eppure saranno una ventina di chilometri da qua. Poi arriva San Matteo, arrivano tutto quanto qua. Ma è una cosa pazzesca. Perché la maggior parte non era di Salerno al finale. No, ho detto e fatto del terremoto qui, diciamo, a Orria vicino a Agropoli di 4.3. Vicino ad Agropoli, in effetti, il lato interno di Agropoli, Orria. Orria è provincia di Salerno. Però è stato molto profondo e quindi non si è neanche sentito. Qualcuno l'ha sentito, qualcuno no. Perché è stato profondissimo, 300 spari chilometri, 325 chilometri. E alle 21:55 di ieri sera. Sì, sì, io ho fatto questo video per il terremoto, poi abbiamo incominciato a parlare perché non avevo fatto la diretta per i fuochi, perché alla fine sono scappato, non ce l'ho fatta più. Perché ho detto se mi ritrovo, sì sì l'ho visto, se mi ritrovo nel traffico di nuovo quando finiscono i fuochi poi, e tutti quanti ce ne usciamo chiudo qua. E mi rimaneva qua, io quella era la paura, se vedevamo i fuochi. Poi ho detto, e qua come quando ce ne scappiamo qua? Tu immagina quella folla mo che è tornata indietro, no? Ho detto allora prima che cominciano i fuochi, andiamocene. Uno faceva freddo proprio pazzesco e noi stavamo tutti belli a tipo giovanotte, mezze maniche, a tipo di spiaggia. Però ma è pensiero che faceva così freddo perché quando siamo scesi, sì sì l'ho sentita Renzo Albero, sì sì. No, no, è un bel cantante, canzoni classiche, sempre diciamo sul napoletano in effetti, quindi le orchestre italiane è quello, è classico. Ma secondo me un po' alberi, un po' i fuochi e perciò era pieno Salerno, proprio esagerato. Comunque non si poteva, se buttava. Allora, il terremoto è stato a Orria, Orria è vicino a Agropoli, però lato interno. Quindi è stato di 4.3 alle 21:55 di ieri sera, però è stato molto profondo, quindi non è stato tanto sentito dalle persone. Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco,
altri no, però non c'è stato tutto quel casino, diciamo. Quindi sono state poche le chiamate diciamo, ai vigili del fuoco. In effetti ho visto sulla cartina, in effetti ci sta Agropoli e poi sotto Vallo della Lucania al centro ci sta Orria. Orria è vicino al Parco Nazionale Cilento Valle di Diano e Alburni, in effetti. Eppure siamo arrivati all'una a casa. Ho detto un casino. Siamo partiti alle 12 e un quarto, 12 e 20. I fuochi come te dovevano farli a mezzanotte. Poi a mezzanotte li hanno rinviati. Ho detto no, e qua stiamo qua fino alle 2 per guardare sti fuochi, non è cosa. Ho detto, Renzo Albero continuò a suonare, ho detto vabbè andiamocene. Poi hanno fatto quello, fanno due fuochi in effetti, uno alle 12 e mezza poi e un altro all'1. Ho detto no, no. Prima avevano detto 12 e mezza, poi hanno cambiato, hanno fatto 12 e mezza a 1. Quindi ho detto no ragazzi, è meglio andare via, non deve... Egitto non è cosa, mamma si moriva di freddo. Tutti quanti stavamo vestiti male per stare là. Il napoletano. No, no, se stavi qua ieri uscivi pazzo. No, ho visto proprio di tutti, i motorini stavano a fianco a me, ho detto giovane a pigliare l'elicottero per lasciare qua. E detto che il motorino non veniva. Non passavano neanche i motorini, ragazzi, una cosa assurda. Ho detto io, secondo me per andare a Salerno in questi giorni, sabato e da domenica, no, non ci sta spesso e venti. In effetti in inverno io ho fatto i mercatini a Salerno, ci sta poche volte, proprio che ci deve stare come io ho fatto il video, la tramontana. E la tramontana ci ha proprio tramontizzata proprio. In effetti non faceva freddo, era il vento che poi giustamente la brezza marina, la stiamo a 5 metri dal mare. È troppo vicino. Là in effetti la Concordia, se tu ti affacci vedi il mare in effetti. Calcola che se ci sta il vento, quello è vento di mare e quindi ti piglia il freddo in effetti. Quindi è quello il motivo. Anche perché il palco di Renzo Arbore stava dietro, ci sono 10 metri di spazio e dopo ci sta il mare in effetti. Quindi è proprio vicino. Quindi ci siamo ammazzati ragazzi, le siete proprio. Pensa che la frizione, le pietre della frizione, le pietre dell'acceleratore mi fanno ancora male. Prima, se prima, fermo. E tu, madonna mia, neanche quando ho fatto i centinaia di chilometri mi è capitata una cosa così, mi faceva male le piede. Belle, in Finlandia mettevo la quinta, la sesta e andavo via, perché il camion quello che c'ha la sesta, c'ha. Quando mettevo la sesta viaggiavo a gambe da solo, bello tranquillo su quelle tipo, quelle strade tipo californiane dritte e poi si arrivava in qualche città per fare la fiera. No, a Sarno poi nulla, era una montagna in effetti che l'hanno fatto di proposito, quindi dicono che è stata spenta oramai. Domenica, ieri sera proprio un incubo ragazzi, proprio un incubo. Questa non me la scordo più, ti giuro. È stata proprio... No, qua no ragazzi, qua il tempo un po' di vento ci sta ancora, però ci sta il sole. Qua proprio c'è schifate proprio a noi, la pioggia, non lo so, boh. Vabbè ragazzi, vi saluto, mi vado a fare un altro caffè così mi riprendo un po' di tutto il freddo che ci piace da ieri e ci sentiamo più tardi, quindi terremoto c'è stato ragazzi 4.3, nessun ferito, danni, è stata Orrio, provincia di Salerno, che in effetti è un paesino vicino internamente ad Agropoli. Quindi è vicino al Parco Nazionale Cilento Vallo di Diane e Aburni, quindi però non c'è stato nessun danno, poche persone l'hanno sentito e hanno chiamato i vigili del fuoco, quindi nulla di particolare. Quindi diciamo
è stato un bluff al finale. Vabbè, ci sentiamo ragazzi, a dopo, vi saluto e ci sentiamo dopo.